Al via la stagione antinfluenzale, ma non per tutti, prendono posizione le farmacie. La Sicilia cerca professionisti per lo screening volontario anti-Covid, obiettivo realizzare tamponi rapidi su un campione significativo della popolazione. Agrigentina residente a Canicattì, denunciata per maltrattamenti e lesioni, avrebbe bastonato il figlio dodicenne fratturandogli il braccio. Rissa tra extracomunitari ad Agrigento. La Sicilia è plastic free, Ars approva la legge, la prima regione d'Italia a farlo, via libera al piano regionale per l'amianto, firmato il decreto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Manca il vaccino anti-influenzale, cittadinanza attiva al fianco dell'Ordine dei Farmacisti. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Cittadinanza attiva, attraverso il suo rappresentante Pippo Spataro, interviene sulla mancanza del vaccino antinfluenzale nelle farmacie agrigentine, dopo la sollecitazione fatte anche dall'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, che ha scritto all'assessore Razza in quanto non si è in grado di soddisfare le tante richieste che vengono avanzate da numerosi cittadini. Per Cittadinanza attiva, pur ritenendo che la campagna di somministrazione del vaccino antinfluenzale 2020 assuma quest'anno la duplice valenza di proteggere sia i soggetti dall'influenza stagionale che quella di potere nei soggetti vaccinati identificare precocemente stato influenzale da Covid-19 e ritenendo quindi corretto che le regioni abbiano concordato nella scorsa riunione del 14 settembre di avviare una campagna influenzale gratuita e volontaria nei soggetti over 60 e nei soggetti fragili per la presenza di morbilità in grado di aumentare i rischi legati alla sindrome influenzale e alle sue complicanze e ancor più poter intervenire precocemente nei casi sospetti di infezione di Covid-19. Riteniamo fortemente lesivo del diritto della salute dei cittadini non fornire alle farmacie quantità adeguate di vaccino antinfluenzale da destinare alla vendita dei soggetti under 60 anche in assenza di comorbilità che per motivi di lavoro e per esigenze familiari sentono di essere maggiormente esposti al rischio di contrarre l'influenza o il Covid-19, con gravi rischi per la propria salute, ma anche quella di favorire inconsapevolmente la diffusione della pandemia. Esortiamo ulteriormente un maggiore coinvolgimento dell'Ordine dei Farmacisti e dell'Ordine dei Medici di base, afferma Cittadinanza attiva, anche a livello regionale affinché si possa risolvere nel più breve tempo possibile questo grosso problema che tiene con il fiato sospeso in attesa di sagge decisioni una grande fascia della popolazione. Noi come Cittadinanza attiva, conclude il comunicato stampa, saremo sicuramente a fianco dei cittadini, dei farmacisti, dei medici, sperando che tale disagio possa risolversi al più presto per dare così una giusta serenità alla popolazione siciliana. Il presidente di Federfarma, Claudio Miceli, interviene sulle ragioni per cui manca il vaccino. Vediamo. Gravi preoccupazioni vengono espresse per la mancanza del vaccino antinfluenzale da parte della gente. Lo stesso farmaco al momento non è disponibile nelle farmacie agrigentine. La preoccupazione viene anche aumentata dal perdurare della pandemia e i pazienti potrebbero risultare più vulnerabili all'attacco del Covid-19. Il vaccino antinfluenzale solitamente arriva nelle farmacie nel mese di fine ottobre e primi di novembre, quindi in questo momento diciamo che siamo ancora in largo anticipo. Quest'anno purtroppo c'è una situazione un po' critica perché come Federfarma Sicilia abbiamo fatto richiesta al Presidente della Regione, all'assessore Razza, di aumentare la quota destinata alle farmacie. A quanto pare allo stato attuale la quota dovrebbe essere l'1,5% dell'acquisto totale, però evidentemente visto e considerato che viviamo una situazione particolare a causa del Covid, noi abbiamo richiesto una quantità maggiore che ovviamente sarebbe distribuita ai soggetti attivi, cioè a dire quelli che effettivamente svolgono attività lavorative, che stanno in giro e quindi ne hanno bisogno anche se non soffrono di patologie pregresse o di criticità dal punto di vista salute. Questa è la situazione, ci auguriamo che ovviamente i tempi stringano e quindi il vaccino venga distribuito alle farmacie nel più breve tempo possibile.
Un consiglio che io mi permetto di dare, ovviamente non appena sarà disponibile, è quello di vaccinarsi, perché evidentemente determina anche un'immunizzazione, anche se non contro il Covid, ovviamente, perché il Covid è ben altra cosa e le terapie sono ben altra cosa. Come sappiamo ci sono sperimentali con anticorpi monoclonali in atto, con trasfusioni di plasma e tutto l'ambaradam che vediamo regolarmente nei talk show in televisione, però ancora siamo piuttosto lontani dall'avere un vaccino per il Covid vero e proprio. Ci sono delle sperimentazioni, la Sanofi per esempio è a buon punto con la sperimentazione, però sono convinto che i primi dell'anno prossimo e magari qualche mese inoltrato del 2021 avremo la disponibilità del vaccino anti-Covid. Allo stato attuale io consiglio alla gente di vaccinarsi, perché ovviamente la sintomatologia che potrebbe avere potrebbe indurre in inganno, cioè a dire una sintomatologia influenzale simile a quella del Covid, ovviamente potrebbe trarre in inganno il proprio medico, anche i sanitari e quindi rischiare magari una quarantena. A prescindere dal fatto che crea un'immunizzazione attiva non indifferente e quindi predispone l'organismo a una protezione anche in caso di contatto con persone che sono contagiate. La Sicilia cerca professionisti della sanità per lo screening volontario anti-Covid con tamponi rapidi che si intende realizzare su un campione significativo della popolazione siciliana. I dettagli nel servizio. La regione siciliana cerca professionisti della sanità per effettuare un ampio screening volontario anti-Covid. Giovani appena laureati, specializzandi, ma anche professionisti in pensione e medici stranieri per effettuare lo screening volontario anti-Covid con tamponi rapidi che si intende realizzare su un campione significativo della popolazione siciliana. Nelle scorse ore è stato pubblicato sul sito internet dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Martino di Messina l'avviso pubblico riservato a personale sanitario che verrà impiegato nei test. Sarà anche la risposta che i professionisti daranno all'appello lanciato dall'assessorato regionale alla salute a determinare le proporzioni della campagna. Se durante i mesi del lockdown abbiamo associato misure restrittive e tecnologie digitali, dice l'assessore alla salute Ruggero Razza, oggi la maggiore conoscenza del virus ci spinge a nuove azioni. L'obiettivo resta lo stesso, ma con strategie diverse, anticipare il virus. Per questo ancora una volta facciamo appello al buon senso dei siciliani affinché aderiscano allo screening volontario e spero sinceramente che giungano adesioni incoraggianti da parte dei professionisti chiamati ad una campagna fondamentale per contenere questa fase della pandemia. L'iniziativa è infatti finalizzata, così come riportato dalla letteratura scientifica internazionale, alla necessità di intercettare la presenza del virus nella fase iniziale della malattia, evitando che l'evolversi della patologia determini quadri clinici che potrebbero riflettersi sul sistema ospedaliero siciliano. Al bando potranno rispondere medici specialisti, medici convenzionati con le aziende sanitarie provinciali, medici specializzandi, iscritti a qualsiasi anno di corso delle scuole di specializzazione, medici iscritti a qualsiasi anno di corso di formazione specialistica in medicina generale e emergenza sanitaria territoriale, nonché del corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza-urgenza CMEU 2020-2022 tenuto presso il CEFPAS. Laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Laureati in medicina e chirurgia anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. L'avviso è esteso anche alle persone giuridiche e alle persone private quali laboratori analisi accreditati, case di cure accreditate, cooperative sociali. E adesso ci spostiamo nel messinese a Galati Mamertino che da ieri è zona rossa. C'è il servizio.
La vita dei cittadini di Galati Mamertino, piccolo borgo sui Nebrodi nel Messinese, è profondamente cambiata nel giro di poche ore. Da comune Covid-free durante l'emergenza sanitaria che nei mesi scorsi ha travolto il nostro paese, da ieri il borgo è ufficialmente zona rossa, a causa di un focolaio che si è rapidamente esteso coinvolgendo i residenti. Fino alla mezzanotte del 20 ottobre, salvo eventuali proroghe che verranno valutate in base all'andamento epidemiologico del virus, a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro solo se non è consentito lo smart working. Sono altresì autorizzati trasferimenti per l'acquisto e il consumo di generi alimentari e beni di prima necessità, ragioni di natura sanitaria, appuntamento presso studi professionali. È vietata però ogni attività ricreativa, oltre che passeggiare o stazionare nelle aree pubbliche. Negli esercizi commerciali si potrà accedere solo una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Lo prevede l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che consente l'asporto e la vendita al domicilio. La misura è stata adottata dopo il rapporto degli uffici dell'ASP di Messina che hanno confermato la presenza di un cluster con 88 soggetti positivi, un numero che nelle scorse ore è salito a quasi 100 casi. Fortunatamente molti sono asintomatici e al momento la situazione è sotto controllo. Intanto i monitoraggi proseguono e anche nelle scorse ore sono stati eseguiti tamponi e test rapidi. Quasi tutti i residenti sono stati sottoposti a screening e restano sotto osservazione. La cittadina è presidiata in tutti i punti d'accesso, facendo vivere un'atmosfera completamente diversa da quel clima di tranquillità caratteristico del borgo messinese. Un incubo che si spera finisca presto. Galati, scrive il sindaco Antonino Baglio, è sempre stata forte e ha dimostrato unità nei momenti difficili come questo. Ora più che mai dobbiamo essere uniti per lo scopo unico di uscire da questo incubo e tornare alla normalità. Un caro saluto a tutti, conclude il sindaco, soprattutto ai positivi, nella certezza di essere sicuri di superare tutti insieme questo momento difficile. Vice Sindaco, da ieri Galati Mamertino è zona rossa, non si entra e non si esce. Come avete vissuto queste prime ore? Queste prime ore sono state un po' strane, c'è stata paura, c'è stata incredulità, anche perché nel giro di una settimana noi siamo passati da Covid-free, perché ovviamente da marzo ad ottobre non abbiamo avuto neanche un caso e ora improvvisamente ci siamo catapultati in questa realtà. C'è paura, c'è un po' di incredulità, ma c'è anche tanta compostezza, devo dire, da parte dei miei concittadini, tanta forza e tanta collaborazione ci sta permettendo di superare questo momento. Noi, se posso, abbiamo già fatto attività di screening sul 95% della popolazione. I positivi, anche i congiunti stretti, anche i positivi a rapido, già sono tutti in isolamento, si autodenunciano, devo dire c'è collaborazione anche per questo e quindi già sono sottoposti alla quarantena volontaria, anche obbligatoria e anche volontaria. E quindi diciamo che il paese ormai è tracciato, abbiamo una mappatura, possono uscire solo quelli che sono risultati negativi e possono uscire ovviamente anche alla luce prima dell'ordinanza nostra, ma anche dalla luce dell'ordinanza del Presidente della Regione, escono solo le persone che hanno avuto esito negativo al tampone solo per motivi strettamente necessari. Purtroppo il numero dei positivi è aumentato nelle scorse ore. Sì, è aumentato anche perché noi stiamo continuando a fare tamponi, l'attività non si ferma, in questo momento già ci sono dei laboratori convenzionati e li abbiamo chiamati appunto per questo, fanno i tamponi a domicilio ai parenti, ai congiunti, anche perché magari nel giro di qualche giorno il virus poi si manifesta successivamente, quindi noi vogliamo assolutamente sapere, avere cognizione delle persone positive, così in modo tale da sconfiggere questo virus nel più breve tempo possibile. La zona rossa è stata dichiarata fino al 20, è una settimana fino al 20 ottobre, noi speriamo che già il 20 ottobre i casi possano essere, non dico tutti, ma almeno la metà possono già negativizzarsi, anche perché stiamo seguendo le regole, le persone che sono in quarantena e chi ha la possibilità cerca di isolarsi
anche le famiglie vivono separate quando si ha la possibilità. Qual è lo stato di salute dei positivi, degli attuali positivi di Grati Mamertino? Fino ai giorni scorsi il 90%, forse il 95% era asintomatico. Ora devo dire che qualche sintomo qualcuno comincia ad accusarlo, magari c'è anche un po' di psicosi, un po' di paura, però le persone più anziane, ovviamente quelle affette anche da altre patologie, avendo anche il virus, devo dire che si soffrono particolarmente. Qualche amico, qualche ragazzo più giovane anche comincia ad accusare sintomi febbrili, tosse, i classici sintomi di un'influenza, però di un'influenza magari più forte. Ecco perché noi ora stiamo facendo tutte le richieste, lo chiediamo a gran voce al Presidente, all'assessore Ratta e soprattutto all'ASP, come si è avuto la forza di mandare l'esercito. Qui siamo presidiati, c'è polizia, guardia di finanza, carabinieri, veramente sembra un assedio. Chiediamo almeno un'ambulanza medicalizzata, perché qui abbiamo solo una guardia medica, i medici di base sono sommersi dalle chiamate, perché ai primi sintomi ovviamente c'è anche la paura di quello che può succedere. Quindi almeno un'ambulanza medicalizzata, perché abbiamo bisogno di assistenza sanitaria. Abbiamo bisogno continuamente di mappare e quindi di fare i tamponi anche ai parenti, ai congiunti delle persone risultate positive, perché il virus può manifestarsi anche dopo una settimana, quindi abbiamo bisogno anche di più attenzione a livello sanitario, e lo stiamo chiedendo. Ci sono stati ricoveri in ospedale? Proprio ieri un signore anziano, era affetto anche da altre patologie, è stato ricoverato, si è dovuto ricorrere al 118, la prassi è questa, e quindi è stato ricoverato. Attualmente solo uno. Il paziente diciamo zero, che poi zero non è stato, perché i suoi fortunatamente familiari congiunti sono risultati negativi, e quindi il primo paziente che abbiamo trovato positivo al Covid invece che è al Policlinico, ma sta bene e dovrebbe essere dimesso a giorni, speriamo. Per il resto no, sono tutti in isolamento e sono strettamente monitorati magari dal medico di famiglia, e si stanno curando a casa. Stiamo cercando di ovviamente affrontare al meglio la situazione. Una donna di Agrigento, ma residente a Canicattì, è stata denunciata in stato di libertà per le ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni. La donna, secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito con un bastone il figlio dodicenne, causandogli la frattura del braccio sinistro. Il bambino si è presentato accompagnato dal padre al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove gli è stata riscontrata la frattura ed una prognosi di 21 giorni. La denuncia è stata presentata dal marito ai carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini su quanto successo. Ennesima rissa ieri sera tra extracomunitari nei pressi di Porta di Ponte, a pochi metri dalla via Tenea d'Agrigento. Nell'ultimo episodio, in ordine di tempo, è toccato a un gruppo di 5 persone darsele di santa ragione. Nulla si conosce sull'origine della baruffa, anche se è probabile che il contrasto sia nato per dissidi verosimilmente riconducibili allo spaccio di stupefacenti. Alla vista di calci, pugni, alcune persone hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Il provvidenziale e tempestivo intervento di alcune pattuglie ha impedito che la situazione degenerasse. I facinorosi, infatti, appena hanno sentito arrivare le forze dell'ordine, hanno preferito allontanarsi velocemente. Quello dopo la conosce una persona che lui gioca comando a Floyd, il comando è porta, un pezzo 90, non un pezzo 40, un pezzo 90, ma non la comanda, nel senso è chi mi pare, nel senso come comandare. Ti dico solo il nome, Angelo. Il cognome non te lo dico, non dice niente. A Palermo alcuni commercianti del quartiere Borgo Vecchio hanno combattuto la paura per l'estorsione e la violenza mafiosa con il coraggio della denuncia. Non vedo l'ora di volare a Palermo per incontrarli e ringraziarli uno ad uno. Con loro l'Italia alza la testa. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all'operazione antimafia messa a punto ieri dai militari dell'Arma di Palermo. Al Borgo Vecchio, infatti, vita, lavoro e relazioni personali degli affiliati erano regolate dalla famiglia mafiosa. Persino i litigi fra marito e moglie venivano abilmente gestiti dallo zio Angelo, all'anagrafe Angelo Monti, boss e reggente della famiglia mafiosa.
Precisiamo qua davanti a mio zio che io mi sto immischiando perché mi è stato detto da mio zio: risolvi questa situazione, letteralmente spiruglia sta matassa, perché c'era un macello, perché a me in queste cose non mi ci infila nessuno, perché lui era fuiuto e la moglie si è messa con l'amico suo e discorsi di stanza da letto che a me non interessano. Racconta Geri Ingarao allo zio boss. Rispetto alla crisi di coppia di amici, il boss ascolta in silenzio, poi dispone il mantenimento e come vanno pagati i debiti della coppia ormai scoppiata. Solo al termine della riunione si lascia andare ad un commento sulla vicenda. Il clan non si limitava dunque a curare gli affari criminali, la gestione del territorio era diventata una sorta di punto di riferimento sociale per gli affiliati, per il sottobosco di persone che gravitavano attorno a lui e alla sua famiglia mafiosa, ma anche per quella parte di residenti che non si è mai ribellata alla presenza di Cosa Nostra al Borgo Vecchio. Non si muove una foglia che zio Angelo non abbia benedetto, commentavano fra loro e fratelli Geri Gabriele Ingarao, dopo aver autorizzato un picciotto a rubare alcune biciclette elettriche davanti al porto. Erano arrivati a fare la cresta sui soldi raccolti per aiutare la famiglia di un anziano investito da un autobus e morto, dalle microspie messe nell'auto dei due uomini d'onore incaricati di riscuotere il pizzo, Giovanni Zimmardi e Vincenzo Vullo. Viene fuori l'intenzione del clan di organizzare una colletta nel rione tra i commercianti per riscuotere il denaro da devolvere ai familiari della vittima. I due avevano pianificato però di consegnare ai parenti del morto solo 2.000 dei 6.000 euro che si apprestavano ad incassare. Nelle migliaia di ore di intercettazioni registrate dai carabinieri del nucleo investigativo guidati dal maggiore Salvatore Di Cesare, oltre alle tradizionali conversazioni su estorsioni, traffico di droga, furti e rapine, emerge il ruolo del boss e della famiglia mafiosa per una parte degli abitanti del rione. Il boss Angelo Monti, se serve, si improvvisa anche psicologo per le coppie in crisi, oppure amministratore di condominio, ancora giudice nel comporre le divergenze della vita quotidiana. Questo, aggiunto il sindaco Luca Orlando, dimostra anche che lo Stato può essere in grado di proteggere chi decide di ribellarsi al pizzo e alla violenza, che, come giustamente sottolineato dai vertici dei carabinieri, lo Stato sa tutelare chi decide di esporsi contro il ricatto mafioso. E ancora, non è più come una volta: i cristiani sono tutti sbirri. Questa frase, tra le tante intercettate nel corso dell'operazione Resilienza condotta dai carabinieri e della procura distrettuale antimafia di Palermo, dice che al Borgo Vecchio è successa una cosa importante. I commercianti forti del sostegno dello Stato hanno scelto di liberarsi dalle vessazioni e delle estorsioni mafiose, assumendo un ruolo attivo che si è rivelato decisivo per il buon esito delle indagini. A questa parte sana e coraggiosa della nostra città, che con sacrificio porta avanti la propria attività imprenditoriale in un momento storico, in un contesto particolarmente difficile, va la nostra gratitudine e solidarietà. La Sicilia è plastic free, è la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge che limita e contrasta l'utilizzo spregiudicato della plastica e lo fa stimolando, incentivando e promuovendo l'imprenditoria innovativa e green. C'è il servizio. La Sicilia diventa ufficialmente una regione plastic free. L'ARS ha approvato all'unanimità il disegno di legge proposto dalla Commissione Ambiente, presieduta da Giusy Savarino, di Diventerà Bellissima, che combatte l'uso di plastica usa e getta. Fra le altre norme arrivano le sanzioni ai titolari di concessioni demaniali marittime non in regola con la differenziata, gli incentivi per la conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella regione in fabbriche di prodotti non nocivi, la promozione delle spiagge plastic free e l'uso di risorse derivanti dalle concessioni per gli idrocarburi per finanziare le campagne di sensibilizzazione. La Sicilia, dice Savarino, è la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge che limita e contrasta l'utilizzo spregiudicato della plastica e lo fa stimolando, incentivando e promuovendo l'imprenditoria innovativa e green. Con questa legge diamo una risposta concreta alla tutela dell'ambiente, lo facciamo
anche utilizzando bene proventi delle royalty delle società petrolifere. Oltre ai fondi comunitari, infatti, utilizziamo le royalty per finanziare gli imprenditori che scelgono di convertire gli impianti di produzione di plastica in impianti di produzione di bioplastico, materie prime rinnovabili. Arrivano inoltre investimenti sulla ricerca. Fra gli obiettivi sottolineati ancora da Savarino, agevolare le start-up che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili e concedere contributi ai proprietari, comproprietari e usufruttuari, affittuari, legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura. L'abbiamo pensata, ci abbiamo creduto, abbiamo combattuto per averla e finalmente oggi possiamo dire di aver raggiunto l'obiettivo. La Sicilia è plastic free. Il Parlamento siciliano ha approvato la proposta per la riduzione delle plastiche monouso e l'introduzione di quelle biodegradabili, a tutela dell'ambiente e nel rispetto delle nuove generazioni, e adesso è legge. È un passo fondamentale, la prima rata per ripagare il debito di bellezza e salute che dobbiamo agli uomini e alle donne che verranno. Oggi è una giornata bella per la Sicilia, una Sicilia più leggera, una Sicilia plastic free. Via libera al piano regionale per l'amianto, l'assessore regionale Cordaro ha firmato il decreto. I dettagli nel servizio. L'assessore regionale dell'ambiente Totò Cordaro, nella qualità di autorità ambientale nell'isola, ha firmato stamane il decreto con il quale viene dato il via libera al piano regionale per l'amianto, un ulteriore passo in avanti per rendere operativo uno strumento atteso da 28 anni. Nelle scorse settimane il documento aveva ricevuto il parere favorevole della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali dell'assessorato, presieduta da Aurelio Angelini. Ultimo passaggio adesso sarà la trasmissione della protezione civile regionale, che potrà così procedere con le previsioni che ha fatto per quanto riguarda stoccaggio, smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali. Il piano, fortemente voluto dal governo Musumeci, consentirà di intensificare la lotta contro lo smaltimento irregolare e bonificare moltissime aree della Sicilia. Ogni ente locale dovrà varare a sua volta un piano e potrà avvalersi del lavoro svolto dalla Regione, che mapperà anche tramite foto satellitari la presenza di potenziali manufatti in amianto, anche per evitarne la rimozione in maniera arbitraria, un rischio per la salute e per le salatissime multe. Tra gli aspetti principali del documento anche le informazioni epidemiologiche aggiornate, le ipotesi sul fabbisogno, le tipologie tecnologiche degli impianti, i criteri di localizzazione, la definizione degli scenari nel breve, medio e lungo periodo. Accordo tra Regione e Io Compro Siciliano, insieme per valorizzare e promuovere i prodotti di qualità agroalimentari siciliani con un elevato standard qualitativo e favorire la diffusione attraverso azioni di co-marketing e manifestazione di respiro internazionale e nazionale. Vediamo. Qualità Sicure, si chiama così il marchio che la Regione siciliana da diversi anni ha lanciato e che adesso ha completato la lunga e articolata procedura anche nei confronti con Roma prima e con Bruxelles dopo. Noi abbiamo sin dal primo momento sostenuto l'iniziativa di questo gruppo di giovani imprenditori Io Compro Siciliano, perché siamo convinti che in un mercato fortemente globalizzato, purtroppo anche economicamente, il nostro agroalimentare abbia tutte le caratteristiche per conquistare fette di mercato, interne e internazionali. La Sicilia è un brand straordinario. Abbiamo molto apprezzato l'iniziativa di Io Compro Siciliano, quindi di diffusione della conoscenza e della consapevolezza sull'importanza del consumare le produzioni siciliane, le nostre eccellenze, produzioni di particolare qualità. Oggi peraltro sigliamo un protocollo d'intesa che farà sì che il marchio al quale il Governo della Regione ha lavorato con particolare impulso e impegno, il Qualità Sicura garantito dalla Regione siciliana, anche attraverso azioni comuni di co-marketing con Io Compro Siciliano, possa essere ulteriormente conosciuto, diffuso e promosso per generare quell'economia sana attorno alle produzioni siciliane e quindi promuovere sviluppo, crescita e occupazione in un settore quale l'agricoltura, che non può che essere strategico per l'economia siciliana. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
L'agrigentino Francesco Picarella è stato eletto vicepresidente di Federalberghi, lo ha intervistato il nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la nomina avvenuta lo scorso luglio al Consiglio nazionale di Confcommercio, arriva ora per Francesco Picarella l'elezione a vicepresidente di Federalberghi Sicilia, avvenuta durante l'assemblea di URA svoltasi a Catania qualche giorno fa. Confermato anche il presidente Nico Torrisi e i vice Nicola Farruggio, Italo Mennella e Rosario Di Bernardo. Del turismo ne parliamo tutti, se ne parla in tutte le campagne elettorali. Io sono naturalmente orgogliosissimo di aver ricevuto da Nico Torrisi questo importante riconoscimento al lavoro che non è di Francesco Picarella ma di tutta la sezione di Federalberghi provinciale. Materialmente non esisteva la nostra associazione, l'abbiamo costituita 10 anni fa, abbiamo fatto tanti passi avanti nei confronti soprattutto in favore delle imprese del turismo principalmente ricettivo, e questo naturalmente è la gratificazione di un lavoro che naturalmente non si ferma qua ma che continua e che continuerà ancora per qualche anno. Un importante aiuto arriverà ora con un bando regionale in favore del turismo, diversi milioni di euro, che diciamo una campagna dove daranno dei contributi a chi vuole venire in Sicilia. Ecco, come valuta questa iniziativa? Sea Week mi pare che si chiama. Sì, di fatto l'abbiamo aspettata e l'aspettiamo già da tanto tempo. È stata una iniziativa dell'assessorato regionale al turismo che l'ha uscita fuori durante il periodo del Covid, quindi 75 milioni di euro in favore delle imprese turistiche, naturalmente con il vincolo che i turisti che arrivano naturalmente devono rimanere almeno 3 notti. Diciamo che ha visto un po' di difficoltà la nascita di questa azione, però adesso siamo addirittura di arrivo e naturalmente per destagionalizzare, quindi per affrontare un inverno sicuramente difficile, sono delle somme che naturalmente daranno molto respiro alle imprese del turismo. Tra l'altro voi avete presentato anche ad Agrigento qualche mese fa un'iniziativa in collaborazione con l'aeroporto di Palermo GESAP. Ecco, com'è andata? Un bilancio diciamo di questa vostra aiuto che avete fatto per attrarre il turismo? Ma assolutamente positivo, perché intanto è stato fatto un grandissimo lavoro di marketing proprio su questa iniziativa con l'aeroporto di Gesa, perché per chi prenotava un volo con atterraggio all'aeroporto di Palermo e prenotando almeno 4 notti, una notte la davamo gratuita noi le strutture turistico-ricettive. Naturalmente abbiamo vissuto un'estate molto complicata, naturalmente perché non c'è stato turismo straniero, quindi soltanto ed esclusivamente turismo italiano e regionale, e quindi anche questa è stata un'azione di marketing che diciamo blinda quella che è l'immagine della destinazione, e che naturalmente ci può essere utile nel momento stesso in cui questo virus diciamo andrà via o si troverà una soluzione sanitaria al problema. Ecco, quale futuro prevede per il turismo siciliano in vista anche di questo ulteriore DPCM che ieri insomma Conte ha emanato? Difficile, molto difficile, perché naturalmente colpisce questo DPCM, naturalmente colpisce più che altro le aziende della ristorazione e dei bar. Gli alberghi vivranno a seguito di questo DPCM naturalmente anche una battuta di arresto, perché è normale che il movimento turistico ricettivo diciamo, rimane influenzato da quelle che sono le norme del governo nazionale, però alla fine diciamo che dobbiamo continuare a fare molta attenzione, perché la battaglia con il Covid non è stata ancora vinta, e quindi gioco forza dobbiamo accettare le regole e quindi le indicazioni del governo affinché intanto ci sia la tutela della salute pubblica. Approfitto della sua carica di Confcommercio regionale, ecco, voi siete stati anche molto critici per il Click Day, un provvedimento in favore alle aziende della regione insieme al CNA, insomma avete fatto in modo che il Click Day, che tra l'altro è andato male, e che si rivedesse la partecipazione a questo bando. Assolutamente sì, perché le imprese naturalmente si sono messe a correre per cercare quella che era la possibilità di avere un aiuto concreto da parte della regione. I fondi ci sono, però naturalmente la forma del Click Day non ci ha soddisfatto, tant'è che appunto materialmente non ha funzionato. Abbiamo naturalmente sollecitato insieme ai colleghi anche delle altre associazioni di rivedere quella che era questa formula, che naturalmente non ha soddisfatto le imprese, quindi naturalmente noi abbiamo fatto quello che è il nostro lavoro,
cioè dare voce a quelle che sono le partite IVA siciliane, e quindi siamo riusciti a convincere l'assessore Turano a fare un passo indietro e adesso a rivedere questa possibilità in una maniera assolutamente diversa e soprattutto più facile per le imprese. Che molte aziende sono state escluse, si è scelto questa formula dei codici Ateco, ma diciamo, durante il Covid tante aziende, pur restando aperte, hanno sofferto il calo di fatturato. Non era meglio seguire magari un'indicazione come ha fatto l'Agenzia delle Entrate sulla perdita di fatturato? Ma assolutamente sì, perché è normale che molte aziende, come ad esempio quelle turistico-ricettive, che non avevano l'obbligo di chiusura, gli alberghi non hanno mai chiuso in maniera ufficiale, ma naturalmente non essendoci turisti, avendo avuto 2 mesi e mezzo di lockdown e quindi di chiusura totale dei consumi, naturalmente noi Giocoforza siamo rimasti chiusi naturalmente. Quindi sì, sicuramente fare questa operazione un po' come aveva fatto il governo nazionale probabilmente sarebbe stato meglio, e quindi legarlo al calo di fatturato. Però le decisioni vengono prese dalla politica e quindi è giusto che la politica poi prenda appunto queste decisioni e si confronti con le associazioni di categoria. Abbiamo fatto tutti un buon gioco di squadra. L'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro è stato scelto dal Ministero dell'Istruzione per rappresentare la Sicilia al Giro H, iniziativa didattica nazionale che vedrà impegnate 12 scuole italiane in rappresentanza delle 12 regioni che sono toccate dall'edizione 2020 del Giro d'Italia. Il team di studenti dell'Odierna che rappresenterà la Sicilia alla prestigiosa competizione è composto da Salvatore Bongiorno, Noemi Bugia, Ilenia Scopelliti, Giussi Conti, Domenico Salvatore Di Caro, Giuseppe Gabriele Gagliano, Ferdinando Vicari e Alessia Vinciguerra. Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal Ministero per rappresentare la Sicilia in un'iniziativa nazionale di tale spessore, dichiara il dirigente scolastico dell'Odierna Annalia Todaro. Questo è il frutto di un grande lavoro svolto in questi anni e dell'affermazione dei nostri alunni in altre competizioni nazionali. Entusiasti si dichiarano i docenti referenti del team Sicilia, Carmelo Ferrara e Rosario Vaccaro. Il Giro H, affermano, rappresenta un'ottima occasione formativa per i nostri studenti, occasione in cui potranno testare le competenze acquisite in diversi ambiti: storico, sportivo, economico, ambientale, sociologico. In un momento storico così difficile non è facile viaggiare nemmeno per rendere omaggio ai propri cari nei giorni della commemorazione dei defunti. Chiunque si trovi impossibilitato a recarsi a Naro i prossimi 1 novembre può inviare una mail entro il 26 ottobre all'indirizzo sindaco@comune.naro.ag.it indicando il nome e la posizione della tomba. Lo ha deciso il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, personalmente. Continua il sindaco: mi recherò a portare un fiore ai vostri cari defunti, un piccolo pensiero che spero possa farvi piacere. Giavellotto, Giussi Parolino conquista ad Arezzo la medaglia d'oro e il titolo italiano. C'è il servizio. Ennesima grande impresa per l'agrigentina Giussi Parolino nel lancio del giavellotto. La forte atleta si è imposta ad Arezzo conquistando la medaglia d'oro tricolore ed ha portato a casa anche il titolo di campionessa italiana. In un anno difficile che ha segnato la storia dell'umanità con un evento terribile come il Covid-19, i nostri atleti siciliani portano a casa un grosso bottino conquistando 27 prestigiose medaglie nazionali, 15 d'oro, 7 d'argento e 9 di bronzo. Vittoria schiacciante quella della Parolino che si aggiudica il gradino più alto del podio, nonostante le discutibili misurazioni da parte dei giudici di caduta che hanno creato non pochi malumori nelle pedane dei lanci. Gara veramente difficile, gareggiare al mattino presto con un fastidioso freddo non è facile, dice l'atleta. Come se non bastasse a rendere impegnativa la competizione il tanto nervosismo e la poca concentrazione in pedana da parte di tutti i giavellottisti, penalizzati da inesattezze sulle misurazioni e da ingiusti nulli di caduta. I miei complimenti alla città d'Arezzo che ci ha ospitato, agli organizzatori della manifestazione e a tutti gli atleti in gara, continua la pluripremiata giavellottista, e soprattutto congratulazioni ai valorosi siciliani che hanno portato a casa tanti grandi risultati. Si gioca questo pomeriggio a partire dalle 15:30 la gara di andata di Coppa Italia Gianfranco Provenzano Folgore Acregas. Le due compagini per la seconda volta in stagione si ritroveranno di fronte con alcuni problemi. Sul fronte trapanese il club sembra essere in via di trasferimento, infatti si vocifera che possa andare in quel di Alcamo.
per decisione presa dal massimo esponente folgorino, che preoccupa non poco i propri sostenitori. Da parte agrigentina c'è invece la necessità di concedere un po' di riposo a diversi calciatori che lamentano infortuni e anche un po' di stanchezza. Su tutti l'attaccante Maurizio Viglia, il giovane guardapalle Anastasi, i difensori Ingatasciata e Cipolla. Sicuramente il tecnico Francesco Di Gaetano riuscirà a trovare le giuste soluzioni anche in prospettiva del match domenica prossima del Seneto con la San Cataldese. La squadra intanto si è allenata regolarmente un paio di volte e in mattinata raggiungerà Castelvetrano. Ricordiamo ancora che le due squadre si sono già affrontate in campionato proprio alla prima giornata allo Stadio Seneto e il risultato è stato di 4-2 per i biancazzurri di mister Francesco Di Gaetano. Questa invece è la lista dei convocati: Compagno, Scannella, Sodano, La Spina, Ferrante, Licata, Punzi, Mannina, Coglitore, D'Amico, Ingatasciato, La Rocca, Incardona, Federico, Biondo, Cerra, Gambino, Assante, Sicurella, Arnone e Ruggeri. Il match verrà diretto da Paolo Capraro di Agrigento, il quale verrà assistito da Antonio Barone e Giuseppe Corone, entrambi della sezione di Marsala. Sempre nel girone A di eccellenza si giocheranno anche queste partite, sempre di Coppa: Mazzara Castellammare, Misilmeri Parmonval e Pro Favara San Cataldese. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.